con l'auto rubata, esce di strada nella notte e finisce contro la storica recinzione di Villa Margherita a Treviso. Il bandito è piantonato in ospedale. La Guardia di Finanza di Vicenza sequestra centinaia di prodotti tra capi d'abbigliamento, cinture, portafogli, orologi di note griffe, tutti contraffatti tra le persone denunciate. Ancora un incidente sul lavoro nella Bassa Padovana, stavolta un operaio di 42 anni di una ditta metalmeccanica è rimasto incastrato nel macchinario in cui stava lavorando, l'uomo è ricoverato in ospedale. Incendio la scorsa notte all'hotel Excelsior di Venezia, le fiamme partite dalla cucina forse a causa del malfunzionamento di un frigorifero, un addetto alla sicurezza spegne il rogo con l'estintore. Cartelli appesi fuori dagli ascensori che invitano ad utilizzare le scale, l'iniziativa voluta dal governatore Zaia, non è escluso che si arrivi ad un provvedimento legislativo ad hoc. Come previsto, Venezia presa d'assalto dai turisti per il Ponte Pasquale, 100.000 presenze domenica, altrettante a Pasquetta. L'impresa di 4 veneziani che hanno attraversato in bicicletta il Veneto, percorsi 700 km, complessivamente 56 ore di viaggio. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano un'ampia pagina di cronaca a partire da quanto accaduto nella notte a Treviso con un ladro che dopo aver rubato 2 auto con la seconda esce di strada e si schianta contro la storica recinzione di Villa Margherita. Ora è piantonato in ospedale. In pietra danneggiata, il cancello divelto. Le immagini questa mattina con la luce parlano da sole. È questo ciò che rimane della scorribanda notturna di un ladro d'auto inseguito dai carabinieri lungo viale Felicent a Treviso. Intorno alle 4:30 del mattino un equipaggio dei militari dell'Arma ha intercettato l'auto, un Alfa Romeo Stelvio risultata rubata, che percorreva a velocità sostenuta la strada. Ne è nato un pericoloso inseguimento terminato contro la recinzione di Villa Margherita e quindi nel fossato. L'auto è stata recuperata dai vigili del fuoco. Il conducente, le cui generalità ancora non sono state rese note, è rimasto lievemente ferito ed è stato medicato dai sanitari del SUEM 118. Borse, scarpe, capi d'abbigliamento, tutti con marchi contraffatti, maxi sequestro della Guardia di Finanza in 3 diverse operazioni tra Arzignano e Vicenza. Operazione della Guardia di Finanza per il contrasto ai traffici illeciti, sequestrati centinaia di capi d'abbigliamento ed accessori contraffatti in 3 distinte operazioni tra Arzignano e Vicenza. A finire nelle maglie degli uomini della Fiamme Gialle un cittadino extracomunitario notato che si aggirava per il centro di Arzignano con un grosso zaino, al suo interno capi recanti marchi contraffatti di note e case di moda. Nell'abitazione dell'immigrato sono stati poi trovati nascosti oltre un centinaio di articoli con applicati oltre 200 marchi e etichette risultanti sempre contraffatti. Sempre nella città del Grifo, la Guardia di Finanza in una stazione di servizio ha invece controllato l'auto di un soggetto, trovandovi nel sedile posteriore stipati in borse di plastica, anche qui numerosi capi d'abbigliamento di note griffe di moda, ma falsi, 60 i pezzi falsificati sequestrati per un totale di 240 marchi. A Vicenza invece i controlli si sono concentrati all'interno di un esercizio commerciale, sono stati trovati oltre 100 articoli di moda, scarpe e cappellini risultati con loghi e marchi ed etichette falsi. L'approfondita poi perquisizione portava al rinvenimento di oltre 800 articoli di vario genere non conformi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti. Il tutto è stato posto sotto sequestro e i 3 denunciati per commercio di prodotti con marchi contraffatti e ricettazione. Fiamme all'hotel Excelsior al Lidor di Venezia, l'incendio si è sviluppato nella notte intorno alle 3, in una delle cucine sembra partito da un frigorifero. Un addetto alla sicurezza se ne è subito accorto e con un estintore è riuscito a spegnere le fiamme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i locali, hanno provveduto a portare fuori all'esterno il frigo interessato dal malfunzionamento e ad aerare i locali invasi dal fumo e a controllare il perfetto funzionamento di tutti gli impianti. E adesso ci spostiamo nella Bassa Padovana con un ennesimo incidente sul lavoro. Infortunio sul lavoro martedì mattina alle 8:15 a Santa Margherita d'Adige nella Bassa Padovana. Un operaio 42enne, dipendente di una ditta che lavora nel campo metalmeccanico e residente a Baone, è rimasto incastrato nella macchina dove stava lavorando. A portare i primi soccorsi i colleghi che hanno messo in atto tutte le manovre per liberarlo dal macchinario. Da Padova intanto è arrivato l'elisoccorso che ha portato il lavoratore all'ospedale Uganeo dove è ricoverato, fortunatamente non in pericolo di vita.
Sul posto per i rilievi i carabinieri della locale stazione e gli uomini dello Spisal. Ancora cronaca nel Trevigiano, a San Fior per l'esattezza, dove è giallo, è stata trovata senza vita un'anziana nel garage. Indagano ora i carabinieri. Emma Gallo, 81 anni, è stata trovata morta in garage sotto la sua macchina, una Lancia Y. Sotto shock la comunità di San Fior. La pensionata doveva partecipare al pranzo di Pasqua in famiglia. È stato il nipote ad insospettirsi. L'uomo ha notato la finestra del bagno aperta, si è recato nell'abitazione ed ha trovato la nonna senza vita. Accanto a lei alcune buste della spesa già svuotate. Sul posto è stato richiesto l'intervento di un'ambulanza del SUEM 118, ma i sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne la morte sopraggiunta probabilmente già sabato e per cause al momento ignote. La casa è stata posta sotto sequestro. La morte della donna, dai contorni misteriosi, ha portato i carabinieri di Conegliano ad intervenire per svolgere le indagini e fugare ogni dubbio. Secondo i primi accertamenti non ci sarebbero comunque segni di violenza sul corpo dell'81enne. Nelle prossime ore dovrebbe essere disposta l'autopsia. Incidente a San Pietro Ingù, in provincia di Padova. Una donna è rimasta ferita dopo che la sua auto si è ribaltata. Spettacolare incidente stradale a San Pietro Ingù, il bilancio è di una donna ferita. L'auto, per cause in corso di accertamento, improvvisamente ha sbandato mettendosi di traverso e rovesciandosi su un fianco mentre percorreva via Armedola, la strada che corre parallela alla regionale che collega San Pietro Ingù con Quinto Vicentino. Immediata la richiesta d'aiuto lanciata dai residenti con l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118. I pompieri hanno estratto la donna che era rimasta incastrata nell'auto e che è stata poi trasportata in ospedale. Sul posto intanto sono stati effettuati rilievi. Ancora nessuna notizia di Adriana Coan, 79 anni, scomparsa nel nulla giovedì scorso dalla sua abitazione di Vittorio Veneto. La donna era uscita con la sua auto per andare a far visita in cimitero alla figlia defunta, ma non è più rientrata nell'abitazione. La macchina dell'anziana era stata vista transitare sulla rotonda di Susegana dalle telecamere di videosorveglianza. Il figlio questa mattina ci ha fatto sapere che da quel momento la vettura della mamma non è stata più ripresa dai sistemi di videosorveglianza della Marca. Scomparsa dunque nel nulla da 5 giorni. Ricordiamo la targa dell'auto della donna, si tratta di una Renault Clio color grigio scuro con targa CK403RX. Chiunque avesse notizie o avesse visto Adriana chiami immediatamente le forze dell'ordine. Voltiamo pagina, un cartello appeso al di fuori degli ascensori che invita ad usare le scale anziché appunto agli ascensori. È l'iniziativa salutista del governatore Luca Zaia e non è escluso che possa essere un'idea che si trasformi ben presto in un provvedimento legislativo. L'ascensore è un grande segno di civiltà perché poi aiuta chi ha difficoltà motorie, però dall'altro ci sono molti cittadini che hanno possibilità di fare le scale, per questo motivo vogliamo incentivare come Regione l'utilizzo delle scale e non degli ascensori. Questo aiuta la salute e aiuta tutti noi a essere più in forma. Secondo lo SPCGIL la cosiddetta pensione di cittadinanza è stata richiesta con successo da appena un anziano povero ogni 100. 1 su 100 ce la fa. Secondo i dati resi noti dallo SPCGIL, infatti, solo un anziano in difficoltà economiche ogni 100, in Veneto, è riuscito per ora ad accedere all'aumento delle pensioni minime, attualmente di poco superiori ai 500 euro mensili. Le norme, i requisiti stringenti e ferrei, secondo l'osservatorio del sindacato, stanno rendendo pressoché inutile questa misura antipovertà, tanto che secondo le prime stime effettuate elaborando i dati dell'INPS e quelli provenienti dal sistema servizi della CGIL regionale, attualmente solo poco più di 4.000 pensionati veneti, meno dell'1% dei 407.000 over 67 con assegni inferiori ai 780 euro mensili, hanno richiesto la pensione di cittadinanza avendone i requisiti. La pensione di cittadinanza non è un aumento delle pensioni minime, è un contributo che si affianca alla pensione minima e che quindi non va a toccare le pensioni, ma solamente attraverso la carta di cittadinanza oppure sul conto corrente verrà dato questo contributo di contrasto alla povertà.
Quindi i pensionati che riusciranno, nonostante tutte queste limitazioni, riusciranno ad avere questo contributo, non si ritroveranno l'aumento delle pensioni. Severissima la conclusione cui sono giunti allo SPI del Veneto. I limiti per ottenere la cosiddetta pensione di cittadinanza sono così variegati e rigorosi da far bollare il provvedimento con il titolo di un vecchio programma televisivo di intrattenimento, Il Grande Bluff. Adesso ci colleghiamo in diretta con Ilaria Marchiori che ci racconta di come è andato questo Ponte Pasquale in una Venezia presa d'assalto dai turisti. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Venezia, pienone in città per le festività pasquali. Domenica circa 100.000 persone, mentre ieri, giorno di Pasquetta, poco meno, con i consueti assalti ai battelli per le isole e le lunghe code per entrare nella Basilica di San Marco. Il flusso di passeggeri è risultato in incremento già da venerdì, con l'autorimessa comunale esaurita dalle 13, anche se Piazzale Roma è rimasto comunque aperto per la capacità residua del garage San Marco. AVM e CTV hanno effettuato 30 bis sia nella navigazione che nel settore automobilistico, mentre sabato CTV ha effettuato 25 corse bis in automobilistico e 70 in navigazione. A Pasqua tutti i posti auto di Piazzale Roma erano esauriti già dalle 12.30, con il traffico che è stato deviato sul tronchetto. Code lunghissime segnalate per le isole, con la linea 12 per Murano, Burano e Torcello incapace di smaltire il flusso. E ieri un nuovo assalto ai parcheggi di Piazzale Roma, chiusi già dalle 12 ma riaperti un'ora e mezza dopo. Crocevia del traffico è stata la stazione di Mestre, con le succursali a portata di parcheggio. A CTV, che prevedeva giornate da bollino rosso, ha concluso il primo round del lunghissimo ponte con una situazione sotto controllo nei tram e gli autobus di tutto il resto della terraferma, e comunque arrivi in massa solamente nelle fermate intorno alla stazione di Mestre. In mattinata si sono quasi tutti diretti a Venezia, e qualcuno, soprattutto gruppi con teli da mari, che cercavano di arrivare fino al Lido. Buona parte del via vai è stato proprio di turisti pendolari, quindi quelli che vengono definiti mordi e fuggi. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie ad Ilaria Marchiori. Ponte Pasquale caratterizzato dal bel tempo, mentre da stanotte il Veneto è stato investito da un'ondata di maltempo come previsto. Ebbene, è stata scongiurata un'altra marea record a Venezia. Le previsioni parlavano per la notte di una massima di 105 centimetri, in realtà a mezzanotte 35 si sono toccati appena i 73 centimetri. Il centro maree del comune prevede ora per le 14:20 una nuova massima di 75 centimetri, marea definita normale. Cambiamo argomento. MOM, l'azienda del trasporto pubblico della Marca Trevigiana, parte con un nuovo progetto: andare a Jesolo portandosi la bicicletta. L'estate insomma si fa green con la formula Bus and Bike. Andare a Jesolo con il bus, portandosi dietro la bicicletta, un progetto sperimentale che prenderà il via a Pasquetta. Saranno 4 le giornate, il 22, il 25, il 28 di aprile e il 5 maggio. Il nuovo servizio punta a rispondere alle esigenze della nuova clientela cicloturistica. Crediamo ad una mobilità diversa. In questi anni da direttore generale ho cercato sempre di declinare la mobilità in maniera diversa. Ci consideriamo e considero MOM come un distributore della mobilità, e in questa definizione ci sta proprio anche la mobilità sostenibile, e quindi non solamente il mero trasporto su gomma ma anche la bicicletta come valore aggiunto. Il bus per il mare è un'opzione sempre più richiesta da quanti vogliono godersi il tempo libero senza il pensiero del traffico. Nel corso del biennio 2016-2018 i passeggeri in estate sulla tratta Treviso-Jesolo sono passati da circa 22.000 a oltre 31.000. Ora, spiega Rossi, guardiamo ancora di più al turismo e al tempo libero, non solo per i trevigiani diretti al mare, ma anche per i tanti turisti presenti sulle nostre spiagge desiderosi di visitare l'entroterra veneto. Sul turismo della nostra provincia ci sono dati importanti, spiega Alessandro Martini di Fondazione Marca. Da un lato numeri importanti che al 31 dicembre dicono che la provincia di Treviso è cresciuta del 6,5% in termini di notti dormite rispetto al 2017, e questo è certamente il frutto di un importante lavoro di promozione da parte di tutti gli operatori nel corso di questi anni. Il rovescio della medaglia è che c'è un aumento dell'offerta ricettiva
e che evidentemente rischia di ridurre quelle che sono le redditività del turismo in senso lato. È il momento di separarci per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3 per parlare di un'impresa compiuta da 4 veneziani che hanno attraversato il Veneto percorrendo 700 km per un viaggio di 56 ore, il tutto in sella alla bicicletta. Ci aspettano ben 700 km, siamo 4 amici ciclisti temerari, siamo dell'Unione Ciclisti del Lido, vi salutiamo e speriamo di arrivare sani e salvi a fare tutti i 700 km, toccando tutte le province venete. Ciao, un saluto da tutti noi. Flavio Marinello, Piero Emaldi, Matteo Cosma e Gianluca Bastianello hanno percorso 700 km con la loro bicicletta. 2 giorni e mezzo di gara per ottenere il brevetto che i 4 sono riusciti a conseguire. 56 ore in bicicletta, soste comprese, 40 effettive di moto ai pedali. Un unico obiettivo per entrare nella storia: stare sotto le 80 ore per percorrere 700 km. E così è stato. Alla partenza, ad accettare la sfida erano in 320. Li vedo molto motivati questi ragazzi, hanno veramente intenzione di portare a termine questa impresa. Assolutamente sì, vi ricordo che sono 700 km. Forza ragazzi, avanti, a dopo. Gravel è una specialità ciclistica non facile che porta a pedalare sulle strade sterrate e sentieri sconnessi a forte prova di resistenza, ma anche un percorso di essenzialità che i 4 agonisti hanno affrontato dormendo per terra con il loro sacco a pelo in ripari di fortuna. Toccate lungo il percorso tutte le province venete. Francesco Bonvissuto lavora da 15 anni ai diorami della vita di Gesù, con i quali ha ricreato quanto riportato dal Vangelo, dall'Annunciazione fino alla Pentecoste. Le opere sono visitabili nel Duomo di Monselice, ma da giugno verranno trasportate al Santo. Chi l'ha detto che Natale e il presepe hanno il monopolio sulle ricostruzioni delle Sacre Scritture? Il nostro telespettatore Francesco Bonvissuto ha ricreato la vita di Gesù in 28 diorami che sono esposti nella cappella della cripta del Duomo di Monselice, dall'Annunciazione alla Pentecoste, passando per la passione e la morte di nostro Signore e per tutti i momenti salienti contenuti nei Vangeli. Il percorso storico e religioso ricreato da Francesco non può certo lasciare indifferenti. La qualità delle figure e l'attenzione messa nelle ricostruzioni, dove anche i dettagli delle vesti e le espressioni delle figure in resina sono curati in modo perfetto, rendono le 28 scene un'esperienza religiosa e artistica. È una raffigurazione pasquale sulla passione, dall'ingresso in Gerusalemme fino alla Pentecoste. Infatti dalla Pentecoste noi saremo qua, siamo già dal 14 di aprile fino al 9 giugno saremo qua. Bonvissuto ha pensato anche agli ipovedenti, con un catalogo in braille e la possibilità di toccare direttamente le figure nei diorami. Noi abbiamo messo un vetro davanti alle scene volutamente per i non vedenti, dove abbiamo fatto anche delle scritte in braille e anche un libro in braille che ce l'ha fatto su un mio amico Alfonso Fusco, dove i non vedenti gli diamo il libro in mano e hanno la possibilità di poter toccare le statue. Grande attenzione anche per chi ha problemi di deambulazione e per i bambini. Qui è dedicata in particolar modo la carrellata di scene dei Vangeli. Volutamente l'ho tenuto un po' più basse per un discorso, diciamo, per le persone diversamente abili, perché magari in carrozzina non riescono magari, diciamo, a poterla vedere in altezza, diciamo, ho abbassato di 20-30 cm per loro. Il Ponte di Pasqua può essere una gran bella occasione per andare a visitare i diorami di Francesco, che a giugno troveranno posto addirittura al Santo di Padova.
E siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento questa sera con 20:10, parleremo di ambiente e mobilità sostenibile con il senatore Gianni Girotto del Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione Industria al Senato, e insieme ad Alessandro Manera, assessore all'ambiente del Comune di Treviso. Adesso previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Una perturbazione atlantica raggiunge le nostre regioni, condizioni dunque di maltempo nella giornata di martedì 23 aprile, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto avremo piogge diffuse su tutte le province, localmente anche di forte intensità, specie sul Trevigiano e sul Bellunese. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime in netto calo, oscillanti tra i 13 e i 17 gradi. E il tempo risulterà perturbato anche sul Friuli Venezia Giulia, con rovesci e temporali un po' dappertutto, e non si escludono anche dei fenomeni intensi. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime in diminuzione, oscillanti tra i 14 e i 17 gradi. Spostiamoci infine sul Trentino Alto Adige, situazione sarà identica con precipitazioni piuttosto diffuse e localmente anche forti. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime in brusco calo tra i 13 e i 15 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.